Gentili telespettatori, è stato detto che Napoli una volta era come una scuola di canto fermo. Che significa? Significa che tutti i suoni e i rumori provenienti dal suo ventre, costituiti dalle espressioni quasi melodiche dei suoi abitanti, dalle grida dei venditori di piazza, dallo sferragliare dei tram, dallo schiamazzo degli scognizi, tutti questi suoni sentiti da lontano si univano in una sola voce che dall'alba a notte inoltrata non si arrestava mai. Ma ascoltata da vicino, questa voce assumeva modulazioni diverse e distinte. Alle 6 del mattino c'era il caffettiere ambulante che cantava "O caffettiere". Alle 7 il Valcaro con le bestie che gridava "Ha calato panare". Alle 8 l'avvisatore dei bottegai che con la mano, con un sasso, batteva le porte e gridava "Don Be, scedatevi, Don Andò, jamma che è tardi, Don Bicie, Sirafè, scedatevi, scedatevi". Man mano, a uno le botteghe si aprivano. Il barbiere salutava il tabaccaio, lo stagnino dava il buongiorno al beccaio, il ciabattino che preparava il suo banchetto si scambiava i saluti col facchino. Una voce gridava "O Corriere, o Matino, Roma". Il venditore di ricottelle con un cesto sotto il braccio gridava "So Tomassese e so Young". Un venditore di codiche lesse vicino al suo focolare portatile gridava "Nu sorda, una coda e una fresella". O Zuppaiolo con la sua panchetta imbandierata carica di frittelle calde gridava famaren, te ne mangi 100, rinda non c'è niente". Il venditore di pizze "Ecco Funcitiello e Calice, queste sono meglio che le da ieri, se l'è mangiato pure il cavaliere". Il venditore di ciliegie "So senza passeggeri e fai 2 morsi l'una". Quello delle noci fresche "So belle e cosce quaglie". Quello dell'uva "È oro, non è uva questa, pazziato cos'ho la muscarella". Il venditore dei cetrioli "E citrullo per vecchie prene". Quello delle fave "I tenga fava che schiatto diana, cucina del piano piano". Insomma, una voce a ogni passo e per tutte le strade, per tutti i vicoli, fino a tarda sera si cantava, tutti cantavano.